Scuole verso la riapertura, il Giannelli Campus punta su insegnanti giovani e su un progetto che valorizzi le qualità dei ragazzi. Dal prossimo anno Borzonasca riavrà la scuola dell'infanzia. Da lunedì entra in vigore l'orario invernale di ATP, servizio autobus implementato con nuovi mezzi e con particolare riguardo alle esigenze del trasporto scolastico. Lavagna ha sottoscritto il protocollo d'intesa con il Forum delle associazioni familiari, obiettivo costituire un tavolo di confronto permanente per sostenere le famiglie. Il Papa e i nuovi vescovi, siate canali sempre aperti tra Gesù e la gente, sappiate ascoltare anche quello che non è gradito, questa mattina l'udienza con i pastori ordinati nell'ultimo anno. Benedetto il nuovo tabernacolo nella chiesa di Nostra Signora della Speranza a Francolano. Il vescovo Tanasini ha auspicato che possa incentivare il desiderio di stare vicino all'Eucarestia. Levi ha ricordato il sacrificio di 34 soldati leivesi morti al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Durante le celebrazioni per Nostra Signora della Guardia ha rivelato questo dato inedito. Giovanissimi e anziani, campioni e dilettanti nel torneo di bocce organizzato dalla Polisportiva Cavese. Vittoria pari merito per 2 terne di partecipanti durante i 3 giorni di amicizia. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque ormai è iniziato il conto alla rovescia in vista della riapertura delle scuole. Nelle difficoltà a reperire l'organico necessario, gli istituti si stanno attrezzando per offrire ai ragazzi un'offerta formativa che possa valorizzare le loro qualità e competenze. In questa direzione sta lavorando anche il Liceo Scientifico Sportivo Giannelli, grazie alla presenza di docenti giovani e motivati. Vediamo. Cosa emerge da questo primo collegio docenti? Allora, da questo primo collegio docenti emerge che sicuramente la nostra coordinatrice didattica è una persona molto preparata, molto entusiasta e che ha dei sogni e, come dire, ha sottolineato più volte questa mattina che il suo desiderio è rendere possibile l'impossibile puntando in alto con i ragazzi e, come dire, puntare verso l'alto è sempre una buona partenza. Poi realizzeremo quello che potremo realizzare, però partire così sicuramente dà entusiasmo anche a noi, un po' ci spaventa ma sicuramente ci dà entusiasmo. Quali sono dal suo punto di vista i punti di forza? Direi che i punti di forza più interessanti sono sicuramente il fatto che ci sia un progetto molto ambizioso, teso allo sviluppo, come dire, delle qualità e delle capacità dei nostri ragazzi a 360 gradi. Quali sono le caratteristiche del vostro essere giovani insegnanti che possono dare un valore aggiunto a questa scuola? Sicuramente, come dire, un collegio docenti giovane è un collegio che parte con entusiasmo, può essere con un po' di inesperienza sotto certi punti di vista, ma sicuramente con nessuna preclusione mentale verso la novità, verso le richieste che ci verranno fatte, verso le proposte che ci saranno fatte, che sicuramente accoglieremo tutti con entusiasmo, e questo fa parte proprio dell'essere giovani, del venire da esperienze diverse e dell'aprirsi ad un mondo dell'insegnamento che per alcuni è proprio nuovo, per alcuni un po' meno, però insomma. Nuova a questo tipo di esperienza, al primo collegio docenti, quale impressione ne ha ricevuto? Molto buono, mi sembra un progetto che dovrebbe funzionare e speriamo di fare il meglio, diciamo. Sono molto motivata, la mia passione è insegnare, mi sembra un buon punto di partenza. Ecco, il fatto di essere una giovane insegnante è un valore aggiunto per quello che la coordinatrice didattica chiedeva, una didattica innovativa sostanzialmente. Sì, voglio attuarla anche perché quando facevo la scuola io era una didattica molto tradizionale, quindi cercherò di impegnarmi in queste nuove metodologie e di metterle in pratica anche per coinvolgere più i ragazzi. In una materia come la matematica che spesso mette paura, voglio cercare di battere questo pensiero comune, di avvicinarli a questa materia che è molto importante, che aprirà in futuro molte porte. E continuiamo a parlare di scuola perché il Consiglio metropolitano ha adottato il piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno 2020-2021. Il documento, elaborato a conclusione di un lungo percorso che ha coinvolto sindaci, dirigenti scolastici, sindacati e istituzioni, è stato approvato nella seduta consigliare di ieri. Tra le novità che ci riguardano più da vicino, l'istituzione di una scuola dell'infanzia statale nel comune di Borzonasca.
Bergamasca, afferente all'Istituto Comprensivo Valli e Carasco. Sopperirà alla mancanza di servizio dovuto alla chiusura nel 2015 della scuola paritaria allora esistente e dell'assenza di strutture analoghe sul territorio comunale. Con l'inizio dell'anno scolastico, dunque lunedì 16 settembre, entrerà in vigore l'orario invernale di ATP. Ci sono alcune novità rispetto all'anno scorso che implementano la qualità del servizio, mantenendo invariati i chilometri coperti e le tariffe. Ne abbiamo parlato con il presidente di ATP, Enzo Sivori. Piccole modifiche per migliorare la qualità del servizio, senza ridurre la quantità di chilometri coperti o aumentare le tariffe. In questa direzione la novità del nuovo orario invernale di ATP, costruito sulle necessità dell'utenza, soprattutto scolastica. Saranno 19 le convenzioni dei servizi per gli studenti, 2 in più dell'anno precedente. Grosso modo l'orario rimane lo stesso dell'anno scorso, abbiamo ovviamente potenziato alcune linee, in particolare la Casarza Santa Margherita, e poi stiamo offrendo più servizi scolastici perché alcuni comuni si sono inseriti, stiamo riposizionando alcune corse in modo che siano più confacenti alle necessità dell'utenza. In questi ultimi 2 mesi abbiamo assunto 20 nuovi autisti che vanno in grandissima parte a colmare il turnover di autisti che sono andati in pensione. Parlavamo delle convenzioni per la scuola, ricordiamo un attimo come funziona, quali sono i benefici? I benefici sono sicuramente che un operatore professionale come noi può offrire un servizio che non soltanto soddisfa le esigenze scolastiche, ma anche le esigenze di mobilità all'interno del comune, in quanto molti dei servizi scolastici prevedono anche la promiscuità di alcune corse, quindi alcune corse possono essere usufruite anche dagli utenti normali. Gli ulteriori vantaggi sono ovviamente negli orari, noi abbiamo gli autisti necessari per fare in modo che gli scolari arrivino a scuola agli orari giusti. Previsto anche uno svecchiamento del parco mezzi con la società che sta effettuando una gara per 11 nuovi autobus, oltre ai 2 Iveco ibridi che da metà settembre entreranno in servizio. In questo modo il rinnovamento del nostro parco mezzi grosso modo dovrebbe arrivare a superare leggermente il 50% dei mezzi in esercizio. È stato compiuto un significativo passo avanti in vista della riapertura della biblioteca di Lavagna con l'esternalizzazione, ossia con l'affidamento a terzi del servizio. Lo scrive in una nota Francesco Langella, presidente regionale ligure dell'Associazione Italiana Biblioteche, che questa mattina ha incontrato l'amministrazione comunale di Lavagna. All'incontro erano presenti il sindaco Gian Alberto Mangiante, il vice sindaco Elisa Covacci e l'assessore Chiara Onito. Il percorso, scrive Langella in questa nota, partirà dalla pubblicazione di un bando che servirà appunto ad esternalizzare il servizio, ma il percorso per la stabilizzazione è ancora lungo, scrive ancora Langella. In gran parte della Liguria il sistema bibliotecario sta vivendo un periodo di crisi proprio per mancanza di fondi, si legge in una nota. Questo è uno dei motivi per i quali attraverso l'Associazione Italiana Biblioteche sarà organizzata una grande iniziativa nei prossimi mesi proprio a Lavagna sulla gestione delle biblioteche. Saranno coinvolti molti comuni liguri e figure del settore di spicco del panorama italiano. Obiettivo dunque attuare un confronto con esempi di eccellenza presenti in Italia. E restiamo a Lavagna perché questa mattina il sindaco ha firmato il protocollo d'intesa con il Forum delle associazioni familiari. Obiettivo: promuovere politiche a sostegno della natalità, della valorizzazione degli anziani e per l'aiuto a soggetti più deboli. Lavagna è il 10° comune del Tigullio ad aver sottoscritto il protocollo d'intesa proposto dal Forum delle associazioni familiari. Questa mattina a Palazzo Franzoni il sindaco Gian Alberto Mangiante ed il presidente del Forum del Tigullio Raffaele Loiacono hanno firmato il documento che impegna le amministrazioni pubbliche a promuovere politiche per sostenere ed incentivare le famiglie in tema di natalità, maternità, genitorialità, valorizzazione degli anziani e aiuto ai soggetti più deboli. Più nel dettaglio il protocollo
protocollo d'intesa prevede la creazione di un tavolo permanente di confronto finalizzato ad esaminare specifiche politiche familiari che si possano inserire fra gli interventi e i servizi che già vengono realizzati in favore delle famiglie e ad individuare strumenti culturali e formativi idonei per aiutare le famiglie a svolgere pienamente il loro ruolo di soggetto sociale. Il forum ha presentato inoltre una proposta di progetto formativo gratuito per amministrazioni comunali, segretari comunali, dirigenti e dipendenti della pubblica amministrazione e responsabili del terzo settore, che si svolgerà nel Tigullio il 18 di ottobre. L'evento formativo, aperto quindi agli amministratori ma anche al mondo dell'associazionismo, verrà svolto in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano e ha lo scopo di presentare una metodologia che consenta di verificare quanto e come interventi di politica pubblica modifichino in positivo e negativo le condizioni di vita e di benessere delle famiglie. Il sindaco di Lavagna ha ribadito la volontà di porre la famiglia al centro della propria azione amministrativa e ha ricordato che l'amministrazione si adopererà per migliorare e potenziare gli interventi in questo ambito nei limiti di quanto viene permesso nell'attuale gestione del dissesto. È in corso l'iter autorizzativo in vista dell'apertura del nuovo reparto a conduzione infermieristica dell'ospedale di Sestri Levante. Lo ha detto oggi in Consiglio regionale l'assessore regionale alla salute e vicepresidente della regione Sonia Viale, rispondendo ad una interrogazione presentata in merito dal consigliere di Forza Italia Claudio Muzio e sottoscritta anche dal consigliere della Lega Nord Paolo Ardenti. Muzio ha chiesto quali fossero i tempi per l'apertura di questo reparto che si collocherà come anello di congiunzione fra l'ospedale ed il territorio. Come noto, infatti, nell'ospedale di Sestri, a seguito del trasferimento dei reparti di otorinolaringoiatria e urologia a Lavagna, in attuazione al piano sociosanitario regionale, si sono resi disponibili spazi che saranno impegnati per potenziare la vocazione riabilitativa del polo ospedaliero. In particolare, al terzo piano ci sono 16 posti letto che verranno destinati all'apertura di questo reparto, senza la necessità di lavori strutturali. Il reparto a conduzione infermieristica, già sperimentato con successo all'ospedale Galliera di Genova, si colloca come fase successiva alla cura delle patologie acute e preliminare alla dimissione del paziente, in particolare per tutti quei soggetti anziani o deboli per i quali è indispensabile il coinvolgimento delle famiglie nel percorso di reinserimento fra le mura domestiche. Questo tipo di struttura dunque troverà sede a Sestri Levante non appena sarà terminato l'iter autorizzativo che attualmente, come abbiamo detto, è in corso. C'è stato un nuovo incontro oggi a Genova per fare il punto della situazione sulla IML di Casarza Ligure, l'azienda che occupa attualmente circa 60 dipendenti e che versa in una crisi di liquidità da alcuni mesi. I rappresentanti dei lavoratori sono stati ricevuti in regione assieme ai titolari. Il confronto è stato positivo, ha spiegato al termine del vertice il responsabile della FIM-CISL del Tigullio Omar Di Tullio. C'è l'impegno della politica per agevolare per quanto possibile l'accesso al credito per questo polo produttivo importante per il nostro territorio. L'azienda è sana, ha aggiunto il rappresentante dei lavoratori, e pertanto proseguiranno le nostre iniziative per tenere alto il livello di attenzione sulla situazione dei suoi dipendenti. Siamo alla cronaca. Un 23enne di origini lombarde è stato denunciato dai carabinieri di Carasco. A seguito di accertamenti che sono scaturiti da una querela, il giovane è stato ritenuto responsabile dei reati di truffa, falso materiale e sostituzione di persona. L'uomo, in qualità di agente alle dipendenze di una ditta con sede legale nel napoletano, al fine di trarre un profitto, aveva stipulato falsamente a nome e per conto della querelante un contratto per la fornitura di energia elettrica. Incendio in un appartamento ieri sera a Genova Pegli. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e della sede centrale di via Albertazzi. I pompieri hanno fatto evacuare i 3 piani dello stabile e soccorso 2 persone bloccate su un balcone grazie all'ausilio dell'autoscala. 2 persone sono state portate in codice giallo all'ospedale per intossicazione da fumo.
Sono in corso a Recco le operazioni di bonifica dei fondali marini nello specchio acqueo antistante la spiaggia, dove si sono svolti gli spettacoli pirotecnici in occasione della tradizionale Sagra del Fuoco. 2 le squadre di subacquei volontari in acqua in collaborazione con una società di professionisti del settore per recuperare plastica e altro materiale inquinante. I detriti trovati sui fondali saranno catalogati e smaltiti da Ideal Service. Gli interventi di bonifica si concluderanno nella giornata di domani. Dedicare tempo alle persone più che alla scrivania, coltivando l'intimità con il Signore, non abbattendo ponti o circondandosi di yes men. È la strada che Papa Francesco ha indicato ai vescovi ordinati nell'ultimo anno, vescovi che stanno partecipando al corso organizzato dalle congregazioni per i vescovi e per le chiese orientali. Sono stati ricevuti questa mattina nel corso dell'udienza. Vicinanza a Dio e ai fratelli è la missione dei vescovi, chiamati ad essere canali sempre aperti fra Gesù e la gente. Lo ricorda stamani Papa Francesco ai vescovi ordinati nell'ultimo anno, partecipanti al corso organizzato dalle congregazioni per i vescovi e per le chiese orientali. Il Papa li esorta a coltivare questa intimità con il Signore. Gesù ama accostarsi ai suoi fratelli per mezzo delle nostre mani aperte, delle nostre parole, del nostro cuore. È brutto, dice, quando un vescovo abbatte dei ponti, semina odio, sfiducia, fa il controvescovo. La missione è invece quella di annunciare l'amore di Dio, di dedicare tempo alle persone più che alla scrivania, di fasciare le loro ferite. Attenzione ai poveri e sobrietà sono termometro di questa vicinanza, non poveri astratti, ma persone concrete la cui dignità è affidata a noi in quanto loro padri. Padri di persone concrete, c'è paternità, capacità di vedere, concretezza, capacità di carezzare, capacità di piangere. Pare che oggi ci siano stetoscopi che riescono a sentire un cuore a 1 metro di distanza. Sì, sembra così. Ci occorrono vescovi capaci di sentire il battito delle loro comunità e dei loro sacerdoti, anche a distanza, ma sentire il battito. Pastori che non si accontentano di presenze formali, di incontri di tabella o di dialoghi di circostanza. A me viene in mente pastori così autocurati che sembrano l'acqua destillata, che non ha sapore a nulla. Apostoli dell'ascolto, che sanno prestare orecchio anche a quanto non è gradevole sentire. Per favore, non circondatevi di portaborse e di yes men. La comunità della parrocchia di Nostra Signora della Speranza a Francolano di Casarza Ligure si è riunita domenica scorsa per una messa solenne nella quale il vescovo diocesano ha benedetto il nuovo tabernacolo. Monsignor Tanasini ha invitato i fedeli all'adorazione eucaristica, esperienza autentica di familiarità con il Signore. Nonostante la forte pioggia, la comunità di Francolano si è riunita numerosa nella chiesa di Nostra Signora della Speranza per la benedizione del nuovo tabernacolo. Presente il vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini, che ha presieduto la messa invitando i fedeli a coltivare il proprio rapporto con Dio. Noi abbiamo un po' trascurato questo entrare, salutare il Signore, affidarci a Lui. Bene, oggi, inaugurando il tabernacolo, noi dovremmo pensare a questo. C'è il Signore, è qui per me, è qui per nutrirmi della sua grazia, della sua fede. Il vescovo ha anche benedetto il murale L'albero della vita di Roberto Altman, affrescato sulla parete dietro all'altare. Sono 2 cose molto belle, che la prima, il tabernacolo, doveva essere già lì a progetto, ecco, della Chiesa, mentre l'albero della vita è il completamento di tutta un'opera che ha fatto il pittore maestro Roberto Altman dopo la Via Crucis, il grande murale del battesimo di Gesù al fonte battesimale. La visita del vescovo domenica scorsa preannuncia quella di ottobre in occasione della festa patronale di Nostra Signora della Speranza.
Ricordo anche che il Vescovo sarà presente nella nostra zona pastorale anche per la visita pastorale il prossimo mese di ottobre e che, coincidendo anche con la festa patronale della Madonna della Speranza qui a Francolano, sarà anche presente in questa terza domenica di ottobre, che mi pare sia il 20, a celebrare ancora l'Eucaristia solenne alle ore 11. Secondo tradizione, le celebrazioni in onore di Nostra Signora della Guardia a Levi si concludono con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Quest'anno, in occasione del centenario, il momento di preghiera è stato preceduto da una rievocazione storica che ha portato alla luce realtà inedite sino ad oggi. Raffo Giovanni. Sono 34 i giovani originari del comune di Levi che persero la vita al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, una realtà storica messa in rilievo dalla ricerca condotta da Giorgio Getto Viarengo. Il numero è superiore a quello sino ad oggi contenuto sulle lapidi e nei monumenti dedicati ai caduti presenti sul territorio comunale. La commemorazione, secondo tradizione, si svolge a conclusione dei festeggiamenti patronali per Nostra Signora della Guardia nella parrocchia di San Rufino, a memoria di un voto fatto dall'arciprete Monsignor Giovanni Croce e dalla comunità locale a Maria, la madre guardiana a cui erano stati affidati i giovani soldati, ma anche chi era rimasto a casa. Il rapporto che c'è stato tra queste persone che facevano una vita semplice, molto povera e di una fatica enorme, perché se tu consideri che Madonna della Guardia vuol dire la Madonna che aiuta chi è di guardia, e chi era di guardia erano delle persone che facevano una vita normale, non erano armati logicamente. Il ricordo dei caduti nell'anno del centenario dall'intronizzazione della statua di Maria ha richiamato molte autorità civili e militari. E veramente tutti questi colleghi sindaci che mi hanno veramente commosso, perché hanno dimostrato che questo evento, questa cerimonia che in questo momento viene fatta a Levi, però riguarda tutti, perché dobbiamo essere tutti portatori di pace, combattere quella che è stata la vergogna delle guerre, il sacrificio, e ricordare il sacrificio di quei ragazzi di 18-20 anni che sono purtroppo morti per difendere la nostra patria, per conquistare la libertà. Presente alla cerimonia anche il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che ha potuto constatare la passione dei levesi impegnati nel ricordo e nella collaborazione. Una cerimonia che unisce il ricordo laico di tanti caduti nelle nostre guerre, che vuol dire ragazzi che hanno dato la loro vita per costruire un pezzo di storia di questo paese e quindi anche del nostro futuro, e poi la devozione per la Madonna della Guardia, i 100 anni, e quindi un culto che è profondamente radicato nel nostro territorio. Tutto questo fa quello spirito di comunità che credo che si debba recuperare. Qua a Levi onestamente l'ho trovato ben radicato, profondo, come dimostra la giornata di oggi e anche la cena che si sta svolgendo qua sopra in parrocchia. Ora apriamo la nostra consueta finestra sull'Arcidiocesi di Genova, collegandoci con la redazione del Cittadino. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Si avvicina il 17 settembre, anniversario del rapimento in Niger del missionario della SMA, padre Pierluigi Maccalli, molto conosciuto a Genova per gli anni trascorsi in servizio nella nostra diocesi. Da un anno non si ha alcuna notizia sulla sua sorte. In questi giorni sono molte le testimonianze e l'invito alla preghiera da parte dei padri della SMA che non abbandonano la speranza di riabbracciare presto padre Pierluigi. Per lui, per la sua liberazione, si terrà una veglia di preghiera martedì 17 settembre alle ore 20:45 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Castagna a Quarto. L'Ufficio Liturgico Diocesano, in collaborazione con l'Istituto Diocesano di Musica Sacra, organizza per venerdì 20 e sabato 21 settembre il convegno Musica e Canto nella Liturgia, guidato da Monsignor Marco Frisina, maestro di cappella della Basilica di San Giovanni in Laterano e autore di noti canti liturgici. Il programma, già diffuso sui nostri canali, prevede l'incontro alla Sala Quadrivium venerdì 20 alle ore 16 per sacerdoti e catechisti, mentre sabato 21 dalle ore 9:15 in seminario sono invitati anche i cori e chiunque anima la liturgia. Chiuderà l'incontro la Santa Messa alle ore 16:30 presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco. Ricordiamo infine che il prossimo 28 settembre inizierà ufficialmente in diocesi il nuovo anno pastorale dedicato alla missionarietà. In particolare il sussidio di catechesi sarà incentrato sulla missionarietà del Vescovo e sarà disponibile nella nostra redazione a partire dalla prossima settimana.
Continuate a seguirci sulle pagine del Cittadino e sui nostri siti diocesani. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Grazie. Venerdì 13 e sabato 14 settembre torna la raccolta solidale Dona la Spesa materiale didattico, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni di volontariato che aiutano le famiglie più bisognose. In tutti i punti vendita Coop saranno presenti i volontari che inviteranno ad acquistare uno o più pezzi del corredo indispensabile per frequentare la scuola: quaderni, contenitori ad anelli per esempio, o anche altro materiale didattico, che sarà immediatamente consegnato alle associazioni di volontariato per sostenere appunto i nuclei familiari più in difficoltà. Ora vediamo con la nostra scheda quali sono gli altri appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per venerdì 13 settembre. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Apertura del Museo Internazionale del Merletto di Villa Tigulia Rapallo dalle 9:30 alle 14. Prosegue la 9ª edizione del Genova Summer Night. Dalle 9:30 alle 23 dimostrazioni di ballo in via Balbi. Nella zona di Piazza Sarzano notte bianca con esibizioni, concerti e degustazioni dalle 18:30. Prosegue il ciclo di incontri Santa Incontra, organizzata dall'associazione Isaia Berlin, con la conferenza sulla canzone d'autore di Schiavoni Corsi. Alle 11:30 nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure. Festa di fine estate della parrocchia dei Santi Gervasi Prottasio a Rapallo. Dalle 14:30 giochi sul lungomare Vittorio Veneto e in centro. Alle 21 lo spettacolo teatrale degli alunni del De Ambrosis di Sesti Levante. A Villa dei Pini di Genova Bogliasco andrà in scena lo spettacolo Lunaria di Vincenzo Consolo e Pietro Montandon, inizio alle 20:45. All'interno della rassegna Festival del Mediterraneo si terrà il concerto Musiche dalla Via della Seta con i musicisti Ovannissian e Gultekin, inizio alle 21 a Palazzo Tursi di Genova. Concerto del Corpo Bandistico Città di Lavagna nella parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna, inizio alle ore 21. Nell'ambito della rassegna di teatro dialettale Elio Rossi, la compagnia delle Briciole di Ledici porta in scena Stano e Nadà e lo passiamo da soli, l'inizio alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Ultimo spettacolo per il Palco sul Mare Festival, alle 21:30 in Piazza della Libertà a Lavagna. Ad animare la serata i comici Andrea Di Marco e Alessandro Bergallo. È stato pubblicato il bando per 3 progetti del Servizio Civile Nazionale del Comune di Rapallo. 2 volontari saranno impiegati allo sportello Informa Giovani, 3 al nido comunale e infine altre 2 svolgeranno mansioni di monitoraggio del rischio idrogeologico. Le domande vanno presentate entro il 10 ottobre sul sito internet del Servizio Civile Nazionale. Tutte le informazioni si possono trovare anche sul sito internet del Comune. Un torneo di bocce che ha permesso ai giovanissimi di giocare insieme ai professionisti di Serie A. Lo ha organizzato la Polisportiva Cavese allo scopo di promuovere l'incontro intergenerazionale in uno sport che può essere praticato da tutti senza limiti di età. Siamo andati a vedere. Campioni e Giovanissimi è il nome del torneo che ha visto giocare insieme ragazzini con meno di 10 anni e professionisti del gioco delle bocce. La competizione si è divisa in 3 serate, dal lunedì al mercoledì, in cui si sono fronteggiate 12 squadre, formate da 3 giocatori, equilibrando l'età dei partecipanti per ogni squadra. Per rimarcare lo spirito di amicizia che ha animato le serate, sono stati proclamati vincitori a pari merito le terne che hanno vinto le 2 semifinali, quella composta da Leonardo Gandolfo, Guido Lanzi e Sergio Cella e quella di Gabriele Vaccaro, Adriano Musso Capozzi e Fabio Cuneo. Siamo alla seconda edizione, però direi che quest'anno veramente c'è stata una bellissima integrazione tra giovanissimi ed anziani, perché qui abbiamo dei giocatori di bocce che hanno 8 anni che giocano insieme a delle persone ultra ottantenni, quindi è veramente una cosa bellissima, c'è l'esperienza dell'anziano e l'entusiasmo dei giovanissimi. Com'è l'integrazione dei ragazzini con gli adulti? Beh, direi fantastica. Quest'anno abbiamo scelto con Silvio Raggio, con il Presidente, con tutta la società bocciofila, di provare a fare una congregazione di unione tra giovanissimi e campioni. Mi sembra che la cosa sia riuscita molto bene, la partecipazione c'è molto bella, ci sono tanti papà con i loro bimbi, diciamo, a livello tecnico si vede qualche bimbo che ha già un'impostazione dopo 2 o 3 anni di allenamenti
per garantirsi un futuro buono in questo sport. Invece parlando di Bocciofila Chiavarese, quando inizierà il campionato e quali sono gli obiettivi di quest'anno? Bocciofila Chiavarese, dopo aver perso quest'anno lo spareggio, diciamo, e essere retrocessi, adesso il 19 di ottobre rinizia il campionato e siamo rimasti, nonostante le difficoltà riscontrate quest'anno dalla Bocciofila, siamo rimasti quasi tutti in blocco per provare a riportare come merita la società in Serie A, in Serie A2 un altro anno. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi. La nostra informazione ritorna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.